Bella raga, ciao a tutti, dal comandante veneziano Hopinski Racing 2007. Allora, overall ranking, siamo al secondo posto ragazzi. Però c'è lo slalom di Kitzbühel, quindi nello slalom lo sapete, il comandone è abbastanza una pippas. Proviamoci. Vai. L'obiettivo è quello di cercare almeno di finire la prima manche. Purtroppo nello slalom siamo ancora pippe. Oh, Jeff Jones. Vai, vai Kume. 96, andiamo mini nevicata Kitzbühel-eniana. Vai Kume, vola, vola con tanto fiato in gola. Bravo Kume, spettacolo Kume. Cazzo, siamo secondi nel ranking, maledetto slalom che sono... Buono, buono, buono. Però chiaramente siamo siamo dati 8 secondi dal primo. Eccola là. Che puttana de tomare, che puttana de tomar. Vabbè, in calma, relax. Relax ragazzi, relax. Slalom, va bene. Siamo secondi, poi c'è un altro slalom. Togliamocelo dai coglioni e basta, dai. Ciao. Schladming. Purtroppo lo slalom è così. Siamo ancora secondi. Pensa che roba, maledetto slalom. Cioè Italian. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Vai come, dai. Qualche punto mi bastaria, madonna del signor. Dai che forse qua almeno riusciamo a finire la manche. Bravo Kume, brava Giovanna, brava. Dai The best Kume in the world. Vai Kume. Vai Kume. Vedo il traguardo. Porca mignotta. Vai Kume che dobbiamo finire almeno sta prima manche. Almeno chiudiamo una manche, un po' di soddisfazione comendiana. 10 secondi, bene. Siamo solo... siamo qualificati, almeno un punto lo prendiamo. E godo ragazzi, un punticino. E questo sarà il punto che mi porterà alla vittoria della Coppa del Mondo. Ma magari, cazzo. Vai venezianone, domina. Domina venezianone, domina. Merda, merda. 8. World class, simply world class. Vai venezianone, dai venezianone, almeno un slalom, cazzo. Almeno uno. Mamma, cosa ho rischiato. Dai che sto andando bene, guarda, guarda, finalmente uno slalom decente. Ottimo. Buono, first place. Siamo arrivati 28esimi, 3 punticini. E con questi 3 punti vado a vincere la coppa. Me lo sento ragazzi, me lo sento. Siamo terzi, però vediamo quanto dista overall ranking. Cioè, abbiamo 300 punti. 300 punti dal primo. Non sono pochi, però non è impossibile. Super G a Garmisch. E a Garmisch-Partenkirchen dobbiamo assolutamente vincere. Vai. Vai di Waxer. E si gode. Vai. E qua che ci giochiamo la possibilità di vincere sto benedetta coppa. Bruttissimo tempo, cazzo. Speriamo più nevicata, più nebbia, più vento. La più classica delle tormente comendiane, ma non che credo. Ma porca troia, va bene dai. Vai come no. Vai come devi volare, cazzo, con tanto fiato in gola. Mio nonno si innamora. Il Kume vola. Vai venezianone, dai venezianone. Dai venezianone, devi spingere a cannone. Questo è un super G insidioso. E purtroppo con questo tempo non aiuta.
Bravo Kumendon. Questo è il Kumendone che vogliamo, freddo e vendicativo. Vai Kume. Woo! 58 metri di salto, vai venezianone. Great job. Great job, great blow job. Dai cazzo, dai. Oh, adesso vediamo un Kume cattivo, cazzo. Questa nevicata devastante. No. Mamma, cosa ho rischiato? Qua il Kume ha fatto very precise. Great performance. Ciao Kumendone Venezianos. No. Bravissimo Kume. Dai che portiamo a casa la vittoria, ti prego Kume, ti prego. Siamo primi, vediamo. Chiudiamo al primo posto. Altra vittoria ragazzi, altra vittoria. Il Kumendone c'è, il Kume c'è, il Kume c'è, il Kume. Discesa libera a Garmisch e poi vediamo. Siamo di nuovo secondi nel ranking. Bisogna capire cosa combina Reich, Benjamin Reich, che purtroppo è bello cazzuto. Vai. Vai Kume, siamo in Germania, a Garmisch. No, questa classica partenza di un Kumendone rincoglionito, eccola qua. Però almeno è bel tempo. Dai Kumendone, cazzo. Vai Kume, bravo. Dobbiamo fare bene in questa libera, porca trota. Finora le ho vinte tutte in libera, veramente una stagione leggendaria ragazzi, in Super G e discesa, però in discesa è una cosa incredibile, siamo vicini a sto cazzo di mondiale, sarebbe bello vincere sta Coppa del Mondo per chiudere al meglio questa serie, però finché non lo vinco si continua. Bravo Kumendone. Mamma mia cosa ho rischiato qua. Però tempo perfetto Kumendiano. Tempo perfetto Kumendiano. Vai Kume. Vola Kume. Devi spingere a cannone in questa parte finale per portare a casa una gran vittoria. Non posso permettermi nessun errore. Sembra facile ma non è facile. Anche perché con la tastiera è proprio impossibile, mignottona miseria. Bravo Kume. Che rischiata ragazzi, che rischiata. Dai cavolo, dai che se vinciamo anche questa possiamo accorciare ancora di più la classifica. Beh, gara perfetta del talentissimo veneziano. Woo! Molto bene. Un Kume devastante, primo posto sicuro e ancora primo posto. Madonna. Guardate ragazzi, cioè le ho vinte tutte. Devo fare l'end play cazzo in libera. Mamma mia, cosa ha fatto il veneziano? Cosa ha combinato? Allora, slalom gigante a Kraniskagora, ranking. Allora, siamo a 300 punti. Vediamo nello slalom gigante ha fatto bene Benjamin, sarà dura. È qua che dobbiamo migliorare. E questa è la chiave di volta per vincere la Coppa del Mondo. Ormai in discesa libera e Super G siamo fortissimi. Se riusciamo almeno in slalom gigante a migliorare, il mondiale è nostro. Cioè la Coppa del Mondo è nostra. Ne vischio. Ho sbagliato. Vai ragazzi, andiamo. Tramonto di Kraniskagora. Andiamo. E qua sarebbe importante stare davanti a Reich, ma la vedo molto dura. Non ho mai fatto grandi risultati purtroppo nello slalom gigante. E questa è la chiave di volta ragazzi. Lo sapete. Se migliori in questa specialità la Coppa è nostra. Che poi non servono risultati incredibili, basta fare almeno un 300 punti almeno. 300-400 forse anche. E nello slalom, vabbè, ormai ci ho perso le speranze purtroppo. Siamo già indietro. Siamo già a 2 secondi. Vai Kume. Ti prego, linea perfetta almeno adesso. Ma ha sbagliato completamente, niente da fare, non ci siamo proprio in questa specialità. Che due maroni, che due maroni, che due maroni. Ok. 3 secondi sono tanti. 10° posto.
Giant slalom was acknowledged as an official discipline in 1946. Decimo tempo, dai, meno decimi, cazzo. Became Olympic discipline. Bravo, come, dai. Dai, cazzo. Dai, venezianone. Dai, venezianone. O adesso o mai più. Questo tramonto meraviglioso. His waxer alchemist has created a real magic potion. Ma stai zitto. Non siamo neanche decimi in questo momento. Siamo secondi, quindi mal che vada 11esimi, sicuramente non un tempo meraviglioso. Bravo, come, dai. Dai, almeno primi. Oh, decimi mal che vada. Decimo posto, 26 punti. E Rai che davanti. C'è niente da fare, siamo 12esimi nella Coppa di Specialità, ma non c'è niente da fare. Raik, dobbiamo sperare in un erroraccio di Raik. Slalom a Kraniska Gora, bene. Bene. Ormai come allenamento siamo al massimo, quindi adesso conta solo i punti abilità, che devo migliorarli tutti in slalom gigante. Are we on the air? Quiet please over there. Vai. Pros will have to go to their very limit Nevicata. to hold on to their chance. Ah, madonna, ste partenze. Dai, sarebbe bello fare un altro slalom positivo. Very nice. You can hardly do better. Very nice. He's not among the top 5. No, he's simply not fast enough. Dai, come qualche punticino, qualche I punticino. always say with a good wax, skiing. No, sono coglione, ma Dio, madonna che You'll nervi. get punished for that one. I'll say. Ah, bene, dai, sarà quasi impossibile vincere, purtroppo. So, Super G a Kitfell. E dopo vediamo la classifica dopo questa gara. Vai, andiamo. Noi chiaramente dobbiamo vincere tutte le gare di Super G discesa libera, ma questa è l'ultima di Super G, quindi ormai siamo a fine stagione, Hello, purtroppo. make yourself comfortable and welcome to our winter sport event. I don't Vai, have sempre to do secondi much siamo, like incredibile. yesterday, but I will. This is the downhill Nonostante champion of prove in slalom disastrose e in slalom gigante mediocri, siamo comunque secondi. Abbiamo fatto un lavoro incredibile nelle discipline veloci, ma non basta per vincere. Dobbiamo essere completi. E qualcuno è partito come male, è veramente un disastro. Va bene, dai. Concentration, come. Concentration. He's weaving around the gates like a cat. World class. Mamma mia che partenza di merda. What's Vai, under come. his skis? Nitroglycerin? Ok, siamo primi. First class. Dai, come no? Mamma che rischio. Che rischio, ragazzi. Dai, cazzo, dai. Dai, comendone, dai, comendone. Bravo, dai. Oh, madonna, guarda che vento qua, ragazzi. Ventaccio Borafe, questa è la Bora. Vai, come vai? Andiamo a vincere anche questa, dai. Primo posto. E primo posto, Raik terzo. Cioè, ho vinto la Coppa di Specialità in Super G, ragazzi. Ho vinto Super G e discesa libera. Ho vinto 2 Coppe di Specialità, ma non basta, perché c'ho Raik che arriva sempre secondo. Cioè, mi ha proprio rotto il cazzo quella merda umana, però, Ok. Coppa. Oh, è discesa libera. Ok, questa è l'ultima gara e poi vediamo. Beh, ormai però sono finite le gare del Comenda, quindi è chiaro che è impossibile arrivare primi, purtroppo. Cerchiamo di consolidare il secondo posto e sperare nel prossimo anno qualcosa di meglio. Competition day of the Downhill Pro League will decide the final ranking. Vai, voglio l'emplane, dai. One is, Io le voglio vincere tutte. Italian.
Dai, Comendone. Ho bisogno di un miracolo, ragazzi. Per vincere la Coppa del Mondo di assoluta devo proprio fare un miracolo. Vabbè, questa la devo vincere, poi far bene nello slalom gigante, cosa abbiamo capito, impossibile. Takes the lead. World class, simply world class. Ragazzi, non vedo l'ora il 20 di fare la gara di gruppo su Ski Challenge, che ragazzi è gratuito, lo ricordo perché qualcuno mi ha chiesto quanto costa. La raga, è gratuito il gioco. Noi siamo in alto mare. In Flachau? Oh, il Comendone Ale, il Comendone Ale, il Comendone Ale, il Comendone... Ah ragazzi, comunque mi hanno segnalato anche un video di NBA, sempre per la musica che ho cambiato. Sì, ho rimosso le canzoni, però spero di non avere l'audio troppo rincoglionito. Quindi se trovate video del Comendone con un audio non sincronizzato non è colpa mia. Però sono veramente scazzato, nel senso non è possibile. Fra un po' mi segnalano anche sto qua, anche il signor Alpine Ski Racing mi segnala perché cioè, non è possibile. Quasi tutti i giochi ormai. Che tristezza ragazzi, che tristezza infinita, che dura una vita. Noi qua abbiamo vinto da ormai in queste specialità, siamo fenomeni, però non siamo ancora campioni. Grandissimo, e vai, e ragazzi, il Comendone le ha vinte veramente tutte. 8 vittorie su 8. Il Comendone leggendario. Il Comendone è leggendario. Altri bei soldoni. E si gode. Oh, e qua cade a fagiolo. Giant Slalom, altri 2 punti. Ok, allora ragazzi, siamo secondi nel ranking, overall ranking, siamo sempre quei 300 punti, ballano, i 300 punti in più che dovrei avere tra slalom e slalom gigante. Vediamo cosa manca. Calendar. Allora manca slalom e 2 gare, no, beh, impossibile, purtroppo per quest'anno è andata. Quindi ragazzi, nel prossimo video... Anzi no, facciamo così, ci spariamo le ultime 2 gare, poi quelle del Sestier non le registro neanche più perché ormai insomma sono abbastanza scontate, sono le solite gare per le vittorie di specialità a gara singola, quindi non ha anche un poco senso farle visto che sono sempre le stesse. Quindi dal prossimo anno, se facciamo queste 2 gare il prossimo anno però voglio vincere, cioè... Devo sperare però che veramente abbiamo la sfortuna che proprio Benjamin Rai che è un polivalente. Bene o male sa fare tutto. Qua non c'è nulla da perdere, quindi possiamo anche buttarci come dei pazzi. Bello, proprio una gara lunga e difficile, bravo. Va bene, è finita, Tasboro. Ciao. Ok, ultima gara, Korea, Yongpyong, come cazzo si dice, e andiamo. Vai. Jeff Jones, hello. Cerchiamo di capire come poter fare per... che partenza di merda. Cioè, adesso ho migliorato ancora di due tacche lo slalom gigante, c'è più di così. È la disciplina dove ho più abilità. Vediamo cosa combiniamo qua. Bene. Grande Kuma. Chiudiamo bene la stagione con 2 ritiri, ma vaffanculo. Adesso perdo anche il secondo posto. No, sta tosse nervosa, che fastidio. Quando parlo. Abbiamo chiuso al 7° posto, ragazzi. Stagione chiusa al 7° posto, al 2° posto. 400 punti di distacco. Se vogliamo vincere il titolo dobbiamo assolutamente... Madonna, per 4 punti.
Meno male. Se vogliamo vincere però la Coppa del Mondo assoluta, dobbiamo assolutamente migliorare in slalom, ma soprattutto nello slalom gigante. Raga, un saluto dal comandone veneziano. YouTube, per favore, se puoi non segnalarmi tutti i video, perché sennò devo registrare tutta la vita al Pinsky Racing. Per carità, bellissimo gioco, però vorrei fare anche altre cose. Grazie. Ciao! Veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.